Mi chiamo Francesco, ho 19 anni e abito in Italia, in provincia di Bologna, poi ho appena finito di maturità e adesso mi preparo per andare nella Biblioteca di Bologna, dove farò una dimostrazione del progetto Toby e quindi adesso mi preparo per entrare una macchina che è attrezzata apposta per me. Questo esperimento si faceva con una cuffia di elettroencefalogramma, poi con l'utilizzo con il computer. Mi piaceva come cosa perché mi piacciono anche film di fantascienza, quindi anche queste cose sono cose che mi interessavano. Today we're testing one particular BCI prototype, that's a brain-computer interface. We're detecting Francesco's brain signals and we want to use these signals to directly control this little robot so that he can navigate around the area with the robot. Il progetto è assolutamente centrato sull'utente. Qui presso il Centro Ausili abbiamo adottato una metodologia che è quella del Living Lab, dove gli utenti, i nostri utenti, fanno parte anche dei nostri team di ricerca. Il ruolo di Francesco è fondamentale per progettare, sviluppare e poi testare queste tecnologie prima ancora che diventino un prodotto. The great thing about Toby is that we've worked with more than 100 end users, testing many of our different prototypes. Francesco è utile in questo caso, è utile ad aiutare qualcun altro. Lui dice che dovrebbero andare avanti e continuare questo progetto, ma se vogliono io vado là con loro e sono a loro disposizione. E lui è entusiasta. Di oggi è andato molto bene, anche se dall'ultimo test sono passati 6 mesi e oggi rispetto a quest'ultimo test sono andato anche quasi meglio. Toby has focused on communication, entertainment, motor rehabilitation, motor substitution. In the future you could imagine that he could log into a robot that's located in a museum or in a public garden and drive this around and maybe visit these places without having to leave his own home. Progetti come Toby rivelano appunto tutta l'altra faccia della ricerca scientifica e ne traggono grande beneficio. Ci spero tanto e anche Francesco ci spera, cioè questa è la nostra speranza, ma non solo per Francesco e per la nostra famiglia, ma per tutti quelli che hanno veramente bisogno. Dovrebbe essere il loro futuro, dargli la possibilità di riuscire a realizzarsi.